Ben ritrovati cari amici lettori e spettatori di Verona News, ben ritrovati davvero in questo format di approfondimento, Verona News Checkpoint, ed è chiaro che non potevamo mancare nel post elezioni regionali che hanno cambiato diverse pedine in campo, diversi elementi, nonostante il risultato dai sondaggi, da quello che si comunque raccontava nelle ultime ore, pendeva per una certa parte politica, ma sono delle elezioni che vogliamo commentare insieme ai protagonisti. Io ringrazio perché non è la prima volta che è qui con noi e che porta la pazienza di essere qui con noi, Anna Maria Bigone. Buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno e anzi sono contenta di essere stata chiamata da voi, grazie mille. Chiamata da noi e da tanti veronesi che hanno votato, che hanno espresso la preferenza. Quindi questo è il risultato. Facciamo un passo indietro. Che elezioni sono state? Da più parti, insomma, un po' strane, fredde, anche a livello climatico. Una sua opinione. Allora, sono state elezioni che da un certo punto di vista potrebbero essere definite brevi, nel senso che abbiamo visto che il candidato presidente del centrodestra è stato nominato un mese fa, per cui di fatto, insomma, sotto questo punto di vista, in realtà non è stato così, perché da 2 anni ormai si parlava del terzo mandato di Zaia, della possibilità o impossibilità di farlo, del fatto che sarebbe stato fatto un accordo romano e non ovviamente veneto per il centrodestra. In realtà dal nostro punto di vista, quindi sono mesi che lavoriamo e lavoriamo come centrosinistra avendo individuato già da subito, e quindi da giugno, primi di luglio, un candidato che è Manildo e quindi insomma non sono state così brevi, sono state anche molto intense, abbiamo portato avanti quello che è il nostro programma, il clima è completamente diverso, però nonostante tutto abbiamo fatto molto territorio anche nei mercati, tra la gente, cercando di fare non solo assemblee appunto al chiuso, ma anche essere presenti per qualsiasi domanda, per qualsiasi situazione e ovviamente a contatto con le persone direttamente sul territorio. Un bilancio, quello veneto, che comunque diciamo si raccorda anche alle altre due regioni che hanno visto un grande trionfo invece del centro-sinistra, con però una dichiarazione, ecco, di Manildo che mi sono segnato, nel senso che lui è pronto per l'opposizione e per ripartire da comunque uno dei risultati più alti, insomma, del centro-sinistra, per cui è un passo in avanti. Sì, è un passo in avanti per noi, non abbiamo vinto, a diversità appunto delle altre regioni, in Veneto, però di fatto insomma abbiamo raddoppiato quelli che erano i risultati dell'ultima legislatura e anche migliorato anche quelli del 2015, per cui di fatto insomma c'è stato un numero più elevato di consiglieri regionali, noi siamo in 10 compreso il candidato presidente Manildo, per cui 10 del Partito Democratico, eravamo in 6 l'altra legislatura. Siamo quindi un numero maggiore, quindi anche potremo non solo essere più presenti in tutte le commissioni, già le coprivamo, però insomma condividere l'incarico non sarà male, anzi. La cosa che a noi fa piacere essere anche così numerosi è per il fatto che non solo prendiamo quelle che sono le esigenze del territorio, ma ne costruiamo le risposte. Costruiamo le risposte, quindi vuol dire studiare quelle che sono le opportunità che potremo dare in Veneto con proposte di legge, mozioni, interrogazioni, quindi insomma il lavoro che ci aspetta non è facile come sempre e a maggior ragione lo porteremo avanti ancora più ben volentieri perché noi costruiamo per la prossima legislatura ovviamente la possibilità di essere alternativi in nome della democrazia, perché la politica è anche alternanza e faremo anche questo. Questa forza, appunto, come dicevamo, è data dall'elevatissimo numero di preferenze che sono state raccolte. Dal punto di vista, ecco, di nuclei, li hai già un po' accennati. Ora che la campagna elettorale è finita, quali sono comunque i nodi ancora da risolvere, quelle battaglie che porterete in tutti i tavoli? Ma allora, noi partiamo dalla sanità. Sanità e sociali sono fondamentali, sono le materie principali gestite dalla regione, per cui ci vedranno veramente impegnate nel risolvere le questioni che sono per noi fondamentali. Da una parte potenziare la sanità pubblica,
noi dobbiamo assumere immediatamente medici, infermieri, operatori sociosanitari. Per far questo dobbiamo investire maggiori risorse e rendere i bandi più attrattivi. È vero che tante volte vanno deserti, è pur vero che non sono attrattivi, per cui vanno deserti per quel motivo lì. Quindi noi dobbiamo fare in modo che il personale che abbiamo all'interno delle nostre strutture pubbliche non se ne vada. Noi abbiamo il più alto numero di dimissioni di medici e infermieri e questo è un problema enorme. Dobbiamo fare in modo che rimangano nelle nostre strutture, dobbiamo anzi farli ritornare facendo bandi più attrattivi. L'altro punto di vista sono le case di riposo e mi sposto un attimo al sociale. Case di riposo, salute mentale. Case di riposo che non possono essere abbandonate, sono ormai dei piccoli ospedali perché l'accesso in Veneto dell'età media è di 83 anni con pluripatologie. Questo significa che la persona sta a casa più possibile accolta dai familiari, ma c'è un momento in cui il familiare non riesce più ad accudirlo. Va nella casa di riposo che sono dei piccoli ospedali, ma il personale non è adeguato. E cosa succede? Succede che noi paghiamo come familiari le rette altissime pur non avendo un servizio che è ospedaliero. Deve essere ospedaliero. Guardate, noi avevamo le lungodegenze che sono state completamente tagliate. Le lungodegenze erano appunto reparti ospedalieri che accoglievano i non autosufficienti, magari per un periodo anche lungo. Era a costo della quota sanitaria. Adesso tutte queste persone sono nelle case di riposo con il costo a carico della famiglia. E poi teniamo conto che dobbiamo potenziare anche l'assistenza domiciliare perché abbiamo nelle case dei veneti oltre 300.000 non autosufficienti. Questo significa che la famiglia si fa spesso carico della persona che ha bisogno, ma dobbiamo dargli strumenti per poterlo fare. E il bello della diretta è anche un po' questo, perché volevo aggiungere anche una terza voce, e ci ha raggiunto adesso Stefano Valdegamberi, anche lui nuovamente rieletto consigliere regionale. Grazie e buongiorno anche a te Stefano. Salve, buongiorno a tutti. Saluto Stefano, la anche a te. collega Anna Maria Bigon. Ciao, grazie Stefano, Ci ciao. ritroviamo ancora insieme. Esatto. Il tema delle preferenze l'abbiamo anche prima accennato, cioè in un contesto, Stefano, volevo approfondire questo aspetto con te, di, ok, vittoria naturalmente del centrodestra con una flessione generalizzata, insomma, dell'affluenza al voto. Ma certamente è un tema che è importante. Se noi pensiamo che ha votato con te meno del 50% dei cittadini, e significa che quando uno vince anche col 60%, con il 60% diventa un 30%. Cioè vuol dire che abbiamo praticamente una metà della popolazione, più di metà della popolazione che è totalmente disillusa o disinteressata, quindi dobbiamo cercare di recuperare la fiducia tra elettori e eletti. Sono sempre belle vittorie, ma vittorie sempre azzoppate quando c'è l'affluenza bassa, e questo non bisogna, da qualunque parte esse avvengono, da destra o a sinistra, va considerato questo aspetto. E è chiaro che perché non c'è la fiducia? Perché spesso intanto va rieducato anche la gente a capire che i problemi sono complessi e non c'è la bacchetta magica, non è che cambi leader, cambi persona, cambi governo, improvvisamente si risolvono i problemi. Ci vuole la capacità di fare una politica di medio-lungo periodo che abbiamo perso. Diciamo che il leaderismo degli ultimi 20-30 anni porta ad avere volere risultati immediati, quando invece una politica seria ha bisogno di un'impostazione strutturale di medio-lungo termine. Quello che diceva, ho sentito le ultime battute dell'Anna Maria Bigon, che in parte che condivido come analisi, noi stiamo scontando una poca lungimiranza della politica nazionale negli ultimi 30 anni. Perché? Perché si è pensato non a un tema di prospettiva, ma un tema di ritorno subito elettorale immediato, dello sondaggio del giorno dopo. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che si sapeva che si trovavamo senza medici, eppure si è andato avanti programmando in modo sbagliato anche a livello nazionale tutto il settore della programmazione del personale sociosanitario. Si sapeva che non c'era un invecchiamento della popolazione che portava a un aumento della domanda di non autosufficienza, e bisognava semmai aver investito
sulla natalità, a supporto delle famiglie meno adeguata 20-30 anni fa, e si è fatto finta di niente, ci penseranno un domani e abbiamo rimandato il problema al domani e oggi ce lo troviamo da scontare. Si sa che se si investe e si aumenta la spesa militare per le armi, non è che i soldi vengono presi da Marte e si tagliano da un'altra parte, eppure abbiamo continuato a dire che la priorità è dare soldi a Zelensky, mandare soldi che poi troviamo che si fanno il traffico delle armi abusivo e fanno anche i cessi d'oro, e dimenticandosi che la prima causa di morte l'abbiamo all'interno del nostro paese, la prima guerra è qui in casa nostra, dove ci sono famiglie che non riescono a curarsi per le liste d'attesa molto lunghe e non hanno i soldi per ricorrere al privato. Quindi dobbiamo cominciare a cambiare veramente un'impostazione, basta slogan e lavorare per fare riforme strutturali concrete. Oggi purtroppo arriviamo in un momento dove è drammatico, perché sta scoppiando il sistema sociale, sanitario sta scoppiando, perché abbiamo pochi giovani e sulle spalle hanno tanti anziani, e le aspettative di non autosufficienza sono, o meglio, la spesa sanitaria, il 50% della spesa sanitaria è dovuta a persone che hanno più di 60 anni di età, e questo numero aumenta sempre di più. Quindi occorre smetterla con gli slogan e cominciare a fare una politica un po' coraggiosa, e facendo cosa? Nell'ambito io ho fatto l'assessore sociale e sociosanitario tanti anni fa. Le cose che dico adesso le dicevo allora. Avevo fatto un appello ancora 15 anni fa dicendo, insieme bipartisan tra l'altro, anche insieme a uno della sinistra in consiglio regionale, dicendo: togliamo i numeri chiusi, investiamo nell'università verso facoltà che preparino il più possibile personale sociosanitario, infermieri, medici, eccetera, e maggiori specializzazioni, eccetera, perché ci troveremo senza personale fra 12 anni, 15 anni siamo senza, era ancora verso 10 anni fa, 12, questa disegno di legge nazionale. Mi ricordo che l'avevo mandato è stato votato dal Consiglio, mandato a Roma, e i primi, forse non c'eri ancora te, Anna Maria, e i primi a dire di no sono stati proprio gli ordini i baronati, gli ordini dei medici, dicendo che no, occorre professionalità, bisogna mantenere i numeri chiusi, non va bene, eccetera. Forse gli interessava lavorare e fare il doppio lavoro dopo. Ecco, la politica lì è stata incapace di decidere, forse ostaggio delle lobby, forse, non so perché, ma qualcuno aveva avvertito la situazione, si sapeva che si andava così, e oggi poi non possiamo neanche lamentarci del fatto poi che la sanità del Veneto, che va comunque nel complesso bene rispetto ad altre regioni, ci sono questi problemi, perché è chiaro che se passiamo dal 7,3% di anni fa del PIL destinato alla sanità al 6,3%, quando i bisogni aumentano, quando in Germania è il 9% del PIL, vuol dire che e aumentiamo la spesa per le armi, è chiaro che non possiamo poi lamentarci, e di questo c'è una responsabilità bipartisan. Non è colpa né della destra né della sinistra, perché entrambi, soprattutto i governi tecnici, hanno fatto tagli ai capitoli della sanità nazionale che poi vengono trasferiti alle regioni, e quindi è inutile lamentarci a valle se i bisogni aumentano, le risorse sono quelle che sono. L'ultimo governo, a dire il vero, ha aumentato di qualche miliardo, però abbiamo avuto tagli che il governo Monti e Renzi e tutti gli altri, destra e sinistra insieme, hanno tagliato da 20 anni a questa parte. Oggi troviamo in questa situazione. Occorre comunque farsi sulle maniche e cominciare a invertire la rotta. Ma se quando accendo la TV e vengo a sentire che il capo della NATO 5% del PIL in armi, e vuol dire 110 miliardi, quando adesso spendiamo 34 miliardi, vuol dire che non abbiamo capito niente. Noi abbiamo bisogno di almeno 30-40 miliardi in più nei capitoli della sanità. Questa è la realtà, il resto sono chiacchiere. È una panoramica insomma un po' a tutto tondo quella che traccia Stefano. Intanto vi volevo comunque ringraziare intanto per grazie mille per il tempo. Grazie. Frequenze. Grazie Anna Maria Bigon e Stefano. Grazie mille a tutti.